gialla, ma l'arresta resta alta. Oltre 300 persone in terapia intensiva da oggi. Zaia annuncia che l'ordinanza anti-assembramenti in scadenza verrà reiterata. Si studiano eventuali nuove restrizioni. E sempre lunedì verrà anche consegnato al Ministero il risultato della ricognizione regionale sulla distribuzione dei vaccini anti-Covid quando saranno disponibili. Da Federfarma Veneto e Farmacie Unite risposta positiva alla possibilità di effettuare tamponi rapidi in farmacia. Tra il 40 e il 50% delle strutture dà l'ok attesa per l'accordo. Ha perso il controllo della sua auto in una curva sulla provinciale Ganeo-Berica ad Orgiano ed è finito fuori strada, morto a soli 25 anni, un automobilista veronese. E tragico incidente sul lavoro a Costa Bissara, vittima un 32enne, il giovane stava lavorando ad uno scavo quando è stato sommerso dalla terra. Prima li adescava sulla piattaforma di videogiochi, poi si faceva mandare video e foto da bambini tra i 10 e i 12 anni. L'indagine partita in Piemonte riguarda anche il Veneto. Alex Zanardi è stato trasferito a Padova dall'ospedale San Raffaele. Le condizioni neurologiche stabili del campione hanno consentito il suo trasferimento più vicino alla famiglia. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Il Veneto dunque resta in area gialla, ma l'allerta continua a rimanere alta. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nel consueto appuntamento con la stampa annuncia che l'ordinanza anti-assembramenti in scadenza domenica verrà reiterata lunedì e lunedì verrà anche consegnato al Ministero il risultato della ricognizione regionale sulla distribuzione dei vaccini anti-Covid quando saranno disponibili. Terapie intensive 2,91 più 5. Vi posso dire che abbiamo passato i 300 alle 11 di stamattina. Il Veneto resta in area gialla, ma c'è ben poco da festeggiare. Il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa lo continua a ripetere, appellandosi a maggior ragione nel weekend ai cittadini. Si scrive giallo e si deve vedere rosso. Vi spiego perché. Noi non siamo usciti da questo casino. Oggi la responsabilità è dichiaratamente in capo a noi cittadini e ai nostri comportamenti. Da qualche giorno, prosegue Zaia, si nota in alcune province un leggero decremento dei ricoveri, ma la situazione è ancora molto difficile. Guardate che non ce la stiamo passando bene, cari cittadini, negli ospedali. Abbiamo 2600 pazienti che sono pazienti complessi. Per questo l'ordinanza regionale sull'area gialla plus, che scade alla mezzanotte di domenica, verrà reiterata fino a quando sarà necessario. L'ordinanza c'è, verrà reiterata. In Veneto, prosegue il governatore, ci sono ancora province dove il trend dei ricoveri sta crescendo, come Verona, Vicenza e Venezia. Allora, alla luce di tutto questo, capiamo che se noi non ci mettiamo pancia a terra e rispettiamo le regole, rimpegniamo tutte le curve. Semplice. E quindi inutile che mi venite a parlare di cosa faremo a Natale. Cioè ci ingrasseremo tutti perché mangeremo il panettone da soli. C'è poi la partita dei vaccini anti-Covid. Il commissario Arcuri ha chiesto alle regioni di presentare un piano per la distribuzione. Noi siamo a buon punto. Al 23 daremo la nostra risposta. Abbiamo anche intenzione di fare in modo che un'organizzazione, diciamo, puntuale come quella che abbiamo già messo in piedi dei Covid Point possa diventare qualcosa di modulare per altre campagne tipo quella della vaccinazione. Guardate, ne parlavo anche ieri sera con il ministro Speranza, cioè stiamo parlando di 60 milioni di vaccinazioni che nel momento in cui tu hai i magazzini pieni di vaccini non è che poi le facciamo in un anno, cioè ci saranno tutti che vorranno il vaccino subito. Infine, un accenno alle critiche del presidente della Campania, De Luca, sui tamponi fai da te. Ha da passare un tetto. E poco fa è arrivato il nuovo bollettino dell'azienda Zero circa l'andamento dei contagi in Veneto. 1245 nuovi positivi questa sera, che sommati ai 2197 di stamattina portano a 3390 il totale di nuovi infetti in Veneto nelle ultime 24 ore. 2320 i ricoverati in area non critica. Avete sentito dal presidente Zaia, è stato superato questa mattina il numero dei 300 ricoveri in terapia intensiva. Continua a essere pesante il bilancio delle vittime, 42 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Veneto.
Tamponi rapidi in farmacia. La Regione ha chiesto la disponibilità e circa il 40% dei farmacisti si è dichiarato d'accordo. Sentiamo. Tamponi rapidi, la Regione ha chiesto la disponibilità dei farmacisti che hanno risposto positivamente. Circa 500 farmacie aderenti a Federfarma Veneto su 1200 iscritte hanno dato la propria disponibilità ad eseguire i test antigenici rapidi. Si tratta sostanzialmente di mettere a disposizione la rete delle farmacie territoriali per effettuare i tamponi rapidi e i locali dedicati, individuati a cura della farmacia, all'interno dei locali o in una zona esterna. I tamponi rapidi, prosegue il presidente di Federfarma Veneto, potranno essere eseguiti in regime convenzionato, quindi a carico della Regione, e sarà la Regione stessa ad indicare con quale modalità le farmacie verranno coinvolte nell'attività di screening, ferme restando le fondamentali condizioni di sicurezza che dovranno essere garantite a utenti e operatori sanitari. Ma di fatto chi somministrerà i tamponi, visto che in Italia ai farmacisti non è consentito? In questa fase il farmacista si occuperà della logistica e dell'organizzazione, mentre il tampone verrà fatto da un operatore sanitario preposto e che sarà un infermiere professionale. Ancora da definire il protocollo dell'accordo sia sul fronte sanitario che economico. Sicuramente le farmacie possono offrire il valore aggiunto della capillare presenza sul territorio. In provincia di Treviso, dove su 230 farmacie 204 aderiscono a Farmacie Unite, 98 hanno dato la disponibilità. Il problema, sottolinea il presidente Franco Gariboldi Muschietti, sarà quello di reperire il personale specializzato, visto la grande carenza di infermieri. Il vaccino anti-Covid è sempre più una realtà tangibile ed è già oggetto delle prime polemiche. Abbiamo chiesto ai trevigiani cosa ne pensano e se sono disposti a farlo, tra chi lo attende con ansia e chi invece è ancora un po' sospettoso. Sentiamo le loro risposte. Se arrivasse a gennaio, ormai lei lo farebbe? Sì, perché no? Sì, lo farei. Lei lo farebbe, certo. Se arriva il vaccino anti-Covid a gennaio, lei lo fa? Lo devo fare perché ho 91 anni e di conseguenza, essendo una persona anziana, sono più in pericolo degli altri. Subito. Quindi si fida? Mi fido. Ormai fino adesso sono arrivato. Sì, io lo farei, volentieri. Quindi bisognerebbe un attimo valutare se vale la pena, insomma, informarsi un attimo meglio e poi eventualmente, affidandosi a degli studi certificati, eventualmente lo farei, ovviamente. No. Perché? Perché non lo ritengo opportuno. Quello che fanno adesso, secondo me, non ha valenza, cioè non è sicuro. Quindi è un business, secondo lei? Arriva perché? Perché bisogna dare alla gente qualcosa, almeno di speranza? No. Perché? Perché non ho mai fatto nessun vaccino, mai. Non pensa che essere vaccinata contro il coronavirus le darebbe una vita più libera adesso, senza mascherine, senza paura? No, la metterei lo stesso. Sì, lo farei. Sì. Quindi lo ritiene un'opportunità? Sì. Sarebbe molto bello, aspettiamo tutti, però in sincera verità bisogna un attimo attendere notizie più sincere e quindi speriamo bene per tutti. Lei vuole avere più certezze? Sicuramente. Limitazioni al fumo nelle aree pubbliche. È in vigore da oggi la nuova ordinanza di Padova. Sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Bene il sindaco a impedire, insomma, il fumo all'aria aperta in questo periodo? Ma sì, va bene. Bene, sono d'accordo. Giusto, quindi, insomma, lei è fumatore? Saltuario. Rinuncia quindi alla sigaretta all'aperto? Rinunciare a qualsiasi cosa. Dalla mezzanotte di sabato 21 novembre sono scattate anche a Padova le limitazioni al fumo nelle aree pubbliche. Divieto assoluto di fumare alle fermate del bus e nelle vicinanze delle scuole. Mentre si è all'aria aperta, per accendere la sigaretta è necessario osservare una distanza di almeno 3 metri, ha scritto il sindaco Giordani nell'ordinanza. Dunque, se si è in fila all'esterno dei negozi o in un luogo di passaggio, come per esempio il centro storico, accendersi una sigaretta senza trasgredire la regola dei 3 metri sarà piuttosto difficile. Si può fumare all'aria aperta?
In un centro storico piuttosto affollato di sabato, nonostante i contagi ancora elevati e gli appelli a non creare assembramenti, tutti i padovani indossano la mascherina e non si vede quasi nessuno accendersi una sigaretta. La gran parte delle persone si dice d'accordo con la scelta del sindaco Giordani di limitare il fumo nelle aree pubbliche per impedire così di calarsi la mascherina. È un'ottima notizia, direi. Infatti me lo chiedevo da parecchio tempo. Insomma, se avessero fatto qualcosa a riguardo. È giusto comunque non fumare perché favorisce l'uso della mascherina. Quindi è giusto questo divieto? Secondo me sì, almeno finché dura l'ordinanza, il divieto e l'uso della mascherina. Io sono fumatrice, a me mi dispiace per questa ordinanza, infatti pare sia giusto. Quindi da fumatrice è giusto? Mi dispiace ma è giusto. Dell'ordinanza? Ha perso il controllo della sua auto, siamo ora alla pagina della cronaca, sulla provinciale Euganeo Berica, Dorgiano nel Vicentino, ed è finito fuori strada, è morto così a soli 25 anni un automobilista di Verona. Tragico incidente stradale verso le 7:30 del mattino a Orgiano, lungo la provinciale 8 Euganeo Berica. Federico Ruzza, 25 anni, è uscito di strada percorrendo l'ampia curva a destra vicino alla svolta per via Cappellare. Il giovane guidava una Smart che ha divelto parte del guardrail e finito la sua corsa nel fossato. Ruzza è morto sul colpo nonostante i rapidi soccorsi dei sanitari del SUEM. Sul posto, per mettere in sicurezza l'auto, sono giunti i vigili del fuoco di Lonigo e di Padova, anche con una gru, mentre i carabinieri di Campiglia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause dell'incidente, forse dovuto a una sbandata. La vittima, nativa di Arzignano, era residente a Zimella, comune dell'est veronese. I carabinieri sono alla ricerca di eventuali testimoni dell'incidente fatale a un giovane di soli 25 anni. E questa mattina all'alba è andato a fuoco un camion che trasportava cartone, chiusa l'autostrada A13 nel tratto padovano. Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto un camion che stava trasportando cartone. All'alba è stato temporaneamente chiuso il tratto della A13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara Pisani in direzione Bologna a causa dell'incendio di un mezzo pesante che trasportava colli di cartone. I vigili del fuoco arrivati da Este e Rovigo con un'autopompa e 2 autobotti sono riusciti a domare le fiamme dopo un lungo lavoro. L'autista del camion, accortosi del fumo dagli specchietti, nel frattempo era riuscito a fermarsi in tempo e a staccare la motrice, mentre il rimorchio è stato completamente avvolto dall'incendio. Il traffico autostradale in direzione di Bologna è rimasto bloccato per qualche ora per consentire lo spegnimento del rogo. Le cause dell'innesco sono ora al vaglio delle squadre dei vigili del fuoco intervenuti. E oggi c'è da registrare anche una tragedia sul lavoro, si è verificata a Costa Bissara nel Vicentino, vittima un 32enne. Il giovane stava lavorando ad uno scavo quando è stato sommerso dalla terra. Tragedia nel pomeriggio a Costa Bissara, a perdere la vita in un incidente sul lavoro è un 32enne. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava operando con il padre per la posa in opere di alcuni tubi fognari in uno scavo nel comune, quando improvvisamente il giovane sarebbe stato sommerso dalla terra che lo ha ricoperto completamente, probabilmente soffocandolo. Il padre è poi riuscito a dissotterrare il figlio sotto shock, lo avrebbe caricato su un mezzo portandolo a casa, a Gambugliano, dove sono poi arrivati i soccorsi del SUEM 118, compreso l'elisoccorso da Padova. Vani però i tentativi di rianimare il 32enne. Sul posto, per ricostruire la dinamica degli incidenti, i carabinieri di Montecchio e lo Spisal, che sta verificando anche l'idoneità del cantiere. Il corpo del 32enne è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Prima li adescava su una piattaforma di videogiochi, poi si faceva mandare video e foto da bambini di 10 e 12 anni. L'indagine partita in Piemonte riguarda anche il Veneto. Contattava i bambini su Fortnite, la piattaforma di videogiochi che ha dato il nome all'operazione congiunta condotta dagli investigatori del commissariato di Rivoli nel Torinese, dalla Polizia Postale del Piemonte e del Veneto. Lui un 17enne che convinceva bambini tra i 10 e i 12 anni ad inviargli immagini pedopornografiche, promettendogli soldi e ricariche telefoniche, ricorrendo anche a minacce. Tutto si consumava nelle camerette delle giovani vittime che scattavano e filmavano con i loro cellulari.
Tutto iniziato ad aprile, nel pieno lockdown, quando i ragazzi a casa passavano molto tempo davanti al computer. Lui ne carpiva dapprima l'amicizia su Fortnite per poi spostare la comunicazione su TikTok, Instagram e WhatsApp. È stata la mamma di uno dei bambini a luglio ad accorgersi e presentare la denuncia che ha dato il via agli accertamenti. Della posizione del 17enne ora si occupa il Tribunale per i minorenni di Torino. Il fascicolo è aperto per pornografia minorile e adescamenti di minorenni in forma continuata. Le perquisizioni eseguite nel Torinese e nel Veneto hanno portato al recupero di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Alex Zanardi è stato trasferito a Padova dall'ospedale San Raffaele. Le condizioni neurologiche stabili hanno consentito il trasferimento del campione nella città del Santo, più vicino a dove vivono la moglie e il figlio. Alex Zanardi è stato trasferito all'ospedale di Padova con una nota stringata all'ospedale San Raffaele, dove il campione di handbike era ricoverato dallo scorso 24 luglio in forma del trasferimento nel Policlinico Euganeo. Il paziente, spiegano dall'ospedale milanese, ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad un'altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare. Alex Zanardi sta lottando dal 19 giugno, giorno in cui è rimasto vittima di un drammatico incidente mentre era a bordo della sua handbike e stava affrontando un percorso nelle vicinanze di Siena. Dopo i primi 2 ricoveri era stato necessario trasferirlo a San Raffaele, dove era arrivato in condizioni di grave instabilità neurologica. In questi mesi il pilota 54enne ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un percorso chirurgico per risolvere le complicanze dovute al trauma e per la ricostruzione facciale e cranica. Ora sta affrontando una lunga riabilitazione e, dato che le sue condizioni neurologiche sono stabili, i medici del San Raffaele hanno consentito il trasferimento a Padova. Zanardi e la sua famiglia infatti hanno una casa 90 padovana. In questo modo la moglie Daniela e il figlio Nicolò potranno seguirlo più da vicino. Padova è molto legata al pilota e lo stesso sindaco Sergio Giordani ha accolto con emozione la notizia del trasferimento all'azienda ospedaliera. Un grande augurio al nostro campione Alex Zanardi, scrive Giordani sui social, e un abbraccio alla sua famiglia. Qui ci sono medici che sapranno prendersi cura di lui al meglio. Gli stiamo vicini e come sempre facciamo il tifo per lui. Linea alla regia, ora qualche istante di pubblicità, subito dopo torniamo in diretta con un servizio sulla messa della salute celebrata questa mattina dalla Patriarca di Venezia. Eccoci nuovamente in studio. 4 secoli dopo la peste, Venezia si affida alla Madonna della Salute per vincere il Covid. In tanti hanno atteso con pazienza, opportunamente distanziati, il proprio turno per entrare in Basilica della Salute e recitare una preghiera. Venezia, 4 secoli dopo, si affida ancora alla Vergine per vincere il Covid e superare una crisi sanitaria, sociale ed economica che ha profondamente intaccato il tessuto della città. Tanti veneziani non hanno voluto rinunciare, opportunamente distanziati e nel pieno rispetto dei protocolli vigenti, al pellegrinaggio nel giorno della festa della Madonna della Salute. Sono immagini che passeranno alla storia, quelle che Antenna 3 ha portato nelle case dei veneziani e dei veneti, in una basilica mai così sguarnita il 21 novembre, durante il pontificale presieduto dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. A lei affidiamo coloro che sono contagiati dal male, i loro familiari, i medici, gli operatori sanitari, i volontari, chi decide del bene comune. A lei affidiamo anche quanti in questi mesi hanno perso dolorosamente e spesso in solitudine la vita. Il patriarca Francesco ha voluto esprimere la sua vicinanza al mondo del lavoro e poi ha ringraziato il Papa. Ho voluto raggiungere la basilica in gondola, perché? Perché vedo nei gondolieri non solo uno dei simboli di Venezia, ma le attuali grandi fatiche dei lavoratori, delle loro famiglie. Siamo grati al Papa. Non solo per averci consegnato l'enciclica Fratelli Tutti, ma anche per il dono speciale di questi giorni che ha fatto alla nostra Chiesa di Venezia
estendendo la possibilità dell'indulgenza plenaria che riceveremo con la sua benedizione, quella del Papa. Nell'omelia non è mancato un richiamo forte alla politica. Se poi la politica, non parlo della nostra, ma in genere, litigasse un po' meno, sarebbe anche una benedizione celeste. Una celebrazione toccante che, grazie ad Antenna 3, ha raggiunto tutto il patriarcato e il Veneto. Al termine, campane a distesa e benedizione dal sagrato della Basilica, come avviene al Redentore. Anche questo per la prima volta nella storia, oggi. Dio misericordioso. Le immagini postate sul social network del video diventato immediatamente virale, ecco lo state vedendo, immortalano un cervo avvistato a Mirano. Nelle immagini si vede l'animale che si avventura in una zona che sembrerebbe vicina al centro, una passeggiata interrotta dall'arrivo dei passanti che lo filmano, alla vista dei quali l'animale si è allontanato. La segnalazione di avvistamenti non sarebbe la prima di questo tipo appunto negli ultimi giorni. Il giovane attore padovano Pierpaolo Spollona diventa testimone di Admo. Dopo la serie Doc ho deciso di tipizzarmi, dovete farlo anche voi, questo è l'appello lanciato ai giovani. Con la pandemia purtroppo le donazioni sono crollate del 60%. Sul piccolo schermo è diventato famoso indossando il camice bianco del medico specializzando Riccardo nella fiction di successo Doc nelle tue mani. Nella vita reale Pierpaolo Spollona è un attore 31enne padovano che proprio per questa esperienza sul set ha deciso di diventare testimonial di Admo Padova, l'associazione donatori di midollo osseo. Nella fiction Pierpaolo da medico ha affrontato il tema della necessità di donare il midollo, le possibilità di combinazioni nei soggetti che necessitano di trapianto è di 1 su 1 milione e quindi più donatori ci sono, più possibilità esistono di curare i pazienti. Per donare bisogna tipizzarsi. Tipizzati è una cosa che sembra una cosa difficile, in realtà è un prelievo di sangue o addirittura anche con la saliva, quindi è una cosa semplicissima. Intanto fatelo. Poi dopo deciderete con più calma, ma intanto è importante già fare un'iscrizione, essere tipizzati. Tipizziamoci tutti, è importante farlo, quindi non abbiate paura, avete la possibilità come alla lotteria, no? Di essere speciali. Con la pandemia c'è stato un crollo delle iscrizioni nel registro dei donatori di midollo osseo, circa il 60% in meno rispetto all'anno scorso. Per questo l'invito a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni è quello di contattare la sede Admo della propria città e di prendere un appuntamento. C'è il modo per fare tutte queste cose in maniera assolutamente sicura, quindi approfittiamone, usciamo di casa, perché per farlo si può e quindi facciamolo. Su via ragazzi, dai 18 ai 35 anni, lo voglio ricordare. Io mi tipizzo, sai cosa facciamo? Facciamo l'appuntamento ufficiale e facciamo il video di quando verrò tipizzato. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo, buon proseguimento con i programmi di Antenna 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica di bel tempo al nord-est, sia pure con un clima un po' più freddo e dunque maggiormente in linea con il periodo. Il dettaglio del 22 novembre. Sul Veneto condizioni di tempo sempre asciutto e stabile. Al mattino e la sera tuttavia sarà possibile la formazione di foschie o nebbie sulle aree di pianura, ma la giornata trascorrerà decisamente con la presenza del sole, il cielo sarà sereno o localmente velato. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo tutto sommato lo stesso scenario determinato da un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 3 gradi, massime sui 10-12 gradi.
Uno sguardo in conclusione al Trentino Alto Adige, anche in questo caso sarà soleggiato, salvo per locali addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime intorno a 1 grado, massime fino ai 12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.